Può prendere il via la seconda corsa dopo il fuoriprogramma di Dinamite, che ovviamente non corre. Lo schieramento: 1 Duval Treb, 2 The Gold Griff, 3 Diablo, 4 Dante Cla, 5 Diana Bye Bye, 6 Dama di Corte, seconda linea 8 Dream Key, 9 Deborah Grad, 10 di Purple Griff, 11 Dubai dei Greppi. I favori in chiusura si ricontendono Duval Treb, The Gold Griff e Diablo, tutti vicinissimi nella valutazione. Diablo il più veloce, conquista in breve la testa nei confronti di Dante Cla, mentre parte molto bene dalla seconda linea Dubai dei Greppi, che va in schiena al battistrada. All'esterno rimane invece Dante Cla, all'interno rinviene anche Duval Treb, che è in terza posizione, mentre deve adeguarsi al largo Dante Cla. 15,1 per i primi 200 metri di gara. Intanto la progressione in terza ruota da parte di The Gold Griff, che viene vanamente anticipato da Dante Cla. Insiste nella sua progressione The Gold e dopo 400 metri in 31,2 si porta su Diablo per sopravanzarlo gradualmente. In vantaggio dunque The Gold Griff su Diablo, terza posizione per Dubai dei Greppi, al largo è sempre Dante Cla, mentre in quarta posizione lungo la corda rimane Duval Treb, che ora esce al largo direttamente in schiena Dante Cla. Intanto completati i primi 800 metri di gara per il leader in 1, 1 e 3. Torna sotto Duval Treb. Cavalli sulla penultima piegata, con sempre The Gold Griff a condurre, a fare l'andatura nei confronti di Diablo, terza posizione per Dubai dei Greppi e quarta per Duval Treb. Nessuno riesce a progredire all'esterno, 1 chilometro in 1,16,9 per il battistrada, che a 500 dalla conclusione mantiene un paio di lunghezze su Diablo. Parziale ora in 15,3 per arrivare in 1,32,2 ai 3/4 di miglio e affrontare la curva conclusiva con buon margine. Sposta a questo punto Duval Treb dalla quarta posizione e viene via con decisione. Intanto The Gold ha fatto il vuoto e ha una ventina di metri di margine sui rivali. Ultimi 100 metri di gara per The Gold Griff, che nel finale si limita a controllare la situazione per vincere su Duval Treb, mentre la lotta per il terzo posto vede emergere Diana Bye Bye. 1,16,6, 30,5 a chiudere. Bel rientro per The Gold Griff alla seconda uscita dopo quella lontana di Modena in luglio. Si ripresenta oggi e viene a vincere nettamente con Andrea Farolfi in sediolo, training di Walter Zanetti. Numero 2 The Gold Griff.